Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Oggi siamo nella postazione retro perché ci andiamo a vedere una console particolare, una console che a me è piaciuta molto e che sinceramente ho giocato anche molto negli anni, insomma, appunto di questa console. Stiamo parlando della Nintendo Wii. Oggi andiamo a vedere due giochi. Due giochi che ho giocato, non dico quelli che ho giocato di più perché c'è anche Wii Sport, ma siamo lì. Mario e Sonic Giochi Olimpici Londra 2012 e Formula 1 2009 che abbiamo già visto in edizione PSP. Eccola qua. Molto bene. Qua abbiamo la scatola della Wii con il controller e anche il volantino, diciamo, per poter girare, perché con il volante si gira, ragazzi. Questo lo sapete che è una cosa nuova che nessuno conosce, ma è così. Con il volante possiamo girare l'automobile, che bello. Questa è la console, bella cazzuta e cattiva, anche arrogante a volte. Allora, apriamo il nostro bel monitor. Ok ragazzi, andiamo ad aprire la console, ad accendere la console. Ok, perfetto. E si gode. Ok, adesso cominciamo con Formula 1, ovviamente. E niente, raga, adesso cercherò di capire anche come mettere la videocamera per far vedere il volante. Sì, che insomma il volante, diciamo il controller che gira in base a come lo muovo io, ovviamente. Ok, andiamo a mettere il nostro F1. Ok, ci riusciamo perché ragazzi i problemi comundiani, queste cose sono grossi. Riusciamo a prendere. Ok. Bene. Lo inseriamo dentro. È perfetto. Vai che ci siamo, ci devo capire come far vedere tutto. Ok. Ho dovuto spostare qua la barra per poterla usare al meglio. E si gode. Ok raga, ora vediamo se ce la facciamo. Sono in una posizione un po' difficile, un po' difficilotta. Ok. Aspetta che... Vediamo un attimo. Ok. Boh. Allora. Giocatore singolo. Weekend Gran Premio. Nuovo Gran Premio. Aspetta un attimo. Button o Button per gli amici. Albert Park di Melbourne. Impostazioni. Allora. Perché ho tutto sballato, madonna? %. Medio. Sì. Consumo. Sì. Meteo. Variabile. Rottura componenti. Sì. Penalità. Rilassato, dai. Ok. E ci siamo. Andiamo subito in qualifica però.
qualifica 1. Però che mi spacco la schiena, un attimo solo raga, aspetta, devo capire come fare. Così comunque, raga, posso fare il primo giro, faccio le qualifiche così per far vedere la differenza, ma se no mi spacco la schiena, raga, cioè purtroppo la cosa è abbastanza ufficiale. Non riesco a trovare un modo. Ecco la prima sessione di qualifica. I 15 piloti più veloci passeranno al Q2, mentre Vai. gli altri 5 occuperanno la griglia dalla posizione 16 alla 20. Le previsioni sono buone. Oggi non dovrebbe piovere. Bene. Heifeld sta uscendo dai box. Vai. Ok. È impossibile, ragazzi. Vi faccio vedere un attimo, ma sono troppo messo male, raga. Sono troppo messo male. Vi faccio vedere un secondo. Si gode, raga, si gode a cannone. Ecco, però devo fare un altro modo, se no ripeto non riesco proprio a fare un cacchio. Allora ragazzi, ho provato, ma è praticamente impossibile, avete visto, ho fatto proprio 2 secondi. Non riesco a tenere a guidare anche perché mi spacco la schiena. Quindi andiamo, diciamo, facciamo vedere il gioco, però diciamo va senza il controller, ecco, che comunque è questo, lo sapete che gira. Ciao ciao. Boh, perfetto. Allora ricomincia giro, ricominciamo il giro. Sì. Vai. Siamo con la Brown GP. Vediamo cosa combiniamo qui all'Albert Park di Melbourne per il Gran Premio d'Australia F1 2009 Nintendo Wii. Abbiamo già visto per PSP. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Barrichello è in prima posizione. No, devo prendere leggermente la mano, ragazzi, col controller. Mo ve lo dico, mo ve lo dico. Mamma mia. La pippa come, signori. Datemi almeno un giro 2 perché... In testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, David Coulthard. Devo prendere un po' le misure, ragazzi. Il gioco non era neanche male, aveva i guasti, comunque c'erano molti ritiri. Il problema è la grafica, che comunque, cioè, rispetto ai giochi di quel periodo, contando che venivamo da un vuoto totale da Formula 1, perché l'ultimo era F1 Championship Edition, ragazzi, di PlayStation 3, che è un capolavoro ancora oggi, uno dei migliori giochi di Formula 1 mai realizzati. Questo a livello grafico era 10 spanne sotto, però ne ho visti molti di peggio di F1, ragazzi. Dovresti essere in grado di qualificarti per la sessione successiva. Bene. Ok. Siamo già quinti pur sbagliando? Mi sembra impossibile, infatti, non ancora girare gli altri. Ho avuto che ho messo il livello medio, ma... Barrichello è in testa. In testa la corsa, Rubens Barrichello. Mamma mia, è dura col controller. Ottima guida. Kubica ha fatto un giro veloce. Roberto Kubica. Il mitico Roberto Kubica.
Dopo la sessione 2 e 3 di qualifica la faccio io e dopo ci ribecchiamo per la gara, raga. Ci ribecchiamo per il garone. Buono. Ci qualificheremo in Q2? Non lo so. Strano. No, ma che merda. Provo a fare un altro, raga, così mi... Disastro, disastro assoluto. Non riusciamo a fare un giro pulito, purtroppo. Massa è andato più veloce di te. Barrichello si trova al comando. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Occhio. E si salva, e si salva. Ecco, il problema di sto controller è che tenendo così, guidare ti fa. Almeno a me fa venire mal di schiena, ragazzi, che già ho la schiena a pezzi. Molto bene. Comunque finora è un giro migliore rispetto agli altri. Hamilton è andato più veloce di te. Buono, secondo settore perfetto. Stiamo prendendo un po' di ritmo, Beppe. Ok. Anche forse in Q2 andiamo. Sul livello facile, 32, 33. Boom! Secondi. Torna ai box. Raga, ci becchiamo per la gara. Sei in seconda posizione. Go, 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 go. Andiamo. Entra ai box alla fine di questo giro. Subito la sosta io. In questo giro. Vettel è in testa alla curva 1. Dietro di lui c'è Trulli, Massa, Webber, Jarno Trull. Raikkonen. Occhio. Un esternazzo. Madonna. Ho sentito di tutto. Dai, come dai. La giocabilità è un po' così, abbiamo visto che le macchine slittano un po', ma va bene, insomma, sono licenze poetiche queste. Siamo settimi, se ne stanno andando di primi, non abbiamo ritmo, non c'è ritmo. Dobbiamo prendere tanto la mano, fiori. Adesso devo andare subito ai box. Ho scelto di fare la sosta subito. No! Mamma mia! Ok. Siamo ai box. Sostituiremo i pneumatici e metteremo Dai, veloci, dai, veloci. pista in un attimo. Tanto carburante, tanto carburante. Vai. Siamo ultimi, ma poi dovranno andare anche gli altri ai box, quindi possiamo rimontare. No! Schiatto la penalità.
E adesso concentration, please. Concentration. Abbiamo la macchina per poter rimontare, forse non abbiamo le capacità perché, ripeto, con sto controller non è semplice, ma abbiamo sicuramente la macchina per rimontare posizioni. Tanto gli altri nei box, un attimo solo. Ti suona Amazon in questi momenti. Vai. Sempre nei momenti migliori. Tanto non è che avevamo un gran ritmo, quindi fotte sega sinceramente. Stiamo un po' recuperando, ma voglio almeno la zona point. No, così, però mamma mia quanto abbiamo frenato. Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. Ok, giro completato. Vediamo quanti vanno ai box adesso. Qualcuno ai box, qualcuno ai box. Corri, 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 corri. Mamma mia. No, no. Abbiamo Pippo Massa davanti. Pippo Massa davanti, questi derapano. Abbiamo Pippo Massa davanti. Non riusciamo, non abbiamo ritmo, Beppe, non c'è ritmo, non c'è ritmo. Occhio. Almeno la zona punti, ragazzi. Heikki Kovalainen si è ritirato. Ritirato Kovalainen. Richello è ai box. Richello ai box adesso, ce non lo prenderemo mai. Kovalainen ritirato. Perché Massa è rallentato, ma Pippo Massa è rallentato. Pippo Massa è rallentato. Va. Pippo. Superato Pipus. Superato Pipus. Bum 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 bum. 12ª posizione. Mamma mia. Siamo decimi, Beppe. Siamo decimi. Mancano 2 laps, 2 laps. Abbiamo Buemi, no Bourdais, scusa, Bourdais davanti. Sebastiano Bourdais. Eccolo. Boom boom. A caccia la Jenson. Abbiamo Glock, dov'è Glock? 3 secondi, Timo Glock. Siamo Noni. Penso che tutti siano andati ai box, teoricamente. Stiamo arrivando, però vanno lenti. E inizia l'ultimo giro, il classico. Final lap e qualcuno ai box, uno solo. Ecco, nona posizione. Questo è l'ultimo giro. Il più veloce di Glock. Siamo a caccia di Timo Glock, l'uomo, l'introvabile di Interlagos.
se riusciamo a guadagnare qualche altra posizione. No, così no. Che schifo. Male, male, male. Ci ho provato, ma è andata male. Alettone un po' danneggiato, anche cerchiamo di chiudere in zona. Crollo per la Brown GP. Non la tengo più. Non la tengo più, Beppe. Non la teniamo proprio più. Sta per finire la gara. Yellow flag, yellow flag. So cosa sia successo. Webber fuori, Marcone fuori. Non fa piacere. Chiudiamo ottavi. Boom! Tana. Ritirati Webber e Kovalainen. Vince Sebastiano Vettel Barrichello con la Brown, quinto, ragazzi. Con la Brown non si può arrivare quinti e ottavi. Vergognoso. Raga, adesso ci becchiamo Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Vai raga, andiamo a vedere Mario e Sonic ai Giochi Olimpici. E godo. E godo, e godo. Ok. Boh. Mi allaccio. Vediamo un po' di discipline. Questo l'ho giocato tanto, mi ricordo. London 2002. Che cazzo vuol dire? 2000, che cazzo sto dicendo? Sono andato. Un uomo finito, ragazzi, di madrelingua inglese. Se non sbaglio è il primo diciamo della serie Sonic e Mario ai Giochi Olimpici. Vabbè, possiamo anche andare. Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Posta in arrivo. Partita singola. Cominciamo con la scherma. Un giocatore. La scherma però non so, mi vedo Peach. È un po' omosessuale Peach, in senso buono. Allora, aspetta, cose fondamentali: stoccata, colpo in avanti, parata. Muovi sinistra e destra, pulsanti. Ah, ok. Premi V per accumulare potenza. Abbiamo capito? No, però andiamo. Scherma, spada, Excel, London. Excel. E siamo contro Luigi. Vai. En garde. Allez. Godo. No. Godo. No. No, parata però. No. Merda. Luigi è forte. Merda Luigi. È un porco Luigi.
No. Yes, 10-7, sconfitto Luigi. Vittoria per Peach. La meravigliosa Peach. La sensuale Peach. Siamo in finale contro... Vai. Peach, Amy, Hangar. Vale, voglio un gioco serio di scherma per le Olimpiadi. No, no. Brava Peach. Me la godo Peach. No, che spot. Amy Show. Peach Show, Peach. Scatenata Peach! Scatenata Peach! No! Cazzo! Engard. No! Yes, 19! La porta a casa, è come. Ragazzi, la piccola Peach è campione olimpica. 10-9 sofferta, eh? Gigione bronzo, Gigione bronzo. Amy? Non c'è l'inno di Peach? E piange Peach. Selezione e vinto. Ho vinto, che bello. Io proverei atletica. Pista. 100 metri. Qua mettiamo Sonic. Vince che io prima, vabbè, fin qua ci siamo. Comandi. Muovi i telecomandi in basso. In alto e in basso. Scuoti il telecomando. Ok. Scatto speciale a... Non ci ho capito la sigla. Vai. Olympic Stadium, 100 metri piani, signori. Bowser Jr., Peach, Donkey Kong, Sonic, Bowser, Mario, Shadow, Daisy. Vai, Sonic è più forte, figlio. Ai vostri posti. In posizione. Dominata. Nuovo record. Massacrati tutti. Sonic, Mario, Bowser. E Sonic piange il crollo di Sonic, signori. Medaglia di bronzo. Esatto, un bel gioco, mi sono tanto con gli amici questo qua, mamma mia. Medaglia d'argento. Mario. Medaglia d'oro. Perfetto, adesso usiamo Mario. Grazie. Con Mario. Poi vediamo sport acquatici. 100 metri. Style libero. Vai, allora Mario. Raccomandi. In basso.
Vabbè, andremo un po' a caso, siamo sempre forti, no? Quando si parla di Olimpiadi il Cume domina. All'Aquatic Center. Vai. In posizione. Vai, 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 vai Paolino, vai Paolino, vai Paolino. Ok, lo faccio adesso, voglio il vantaggio. Un po' in ritardo. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ma sai di difficoltà? Li stiamo massacrando troppo. No, troppo, 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 troppo. Yes! E vinciamo, ragazzi, quando sono state le Olimpiadi il Cume domina la scena, sempre. All'Aquatic Center di Londra. Perfetto. Raga, ci salutiamo qua con Mario, vincitore. Wario! Medaglia d'argento. Sonic. Just made it. Medaglia d'oro. Mario. Grande Marione. Raga, sotto il comandante veneziano, Wii, grandissima console, che ha divertito milioni di ragazzi, bambini, donne, uomini e forse anche milanisti. Raga, sono depresso. Il derby ormai è andato. Finale l'Inter, campione d'Europa, quarta Champions.